La linee ferroviarie Sarvignan-Bielvedè era una ferrade che emetteva in comunicazione la stazione di Sarvignan cui traghes par Grau dal puertut di Bielvedè. La linee ferroviarie screate e messe in funzione dal 1910, secondo i plans dai sorrestanti, aveva derivato fino a Grau, ma si fermò a Bielvedè. A Grau, di fatto, la stazione doveva essere fatta in testata Mosconi, prima dal Puint Mobil, dove che vuoi e gliela darsene. La strada Puint par Grau era stata fatta dal 1935 e la linea ferroviaria tra Bielvedè e Grau aveva di essere fatta sulla stessa strada dal DDV. La sine doveva correre giusto tal mezzo de strade e gli scorsi per macchine, une lant e une tornant di qua e di là de ferrade, ma la sine non venne mai fatta. La ferrade fu stata realizzata da Imperial Societat Ferroviarie Furlane, quando parte dal Friul era anche sotto de Austria e il treno al trasportava tant spassizirs che marcianzis. Qui che aveva di là a Grau, a Bielvedè al scugneva imbarciarsi su di un dai di straghezzi che ogni dì alavin e attornavin di Grau, tenendo sempre conto dai orari dal treno. La ferrade era lunga 12 km e mezzo e il viaggio durava mese ore. I passaggi a livello erano in duce senza stanchi che, magari così no, sono stati cause di diversi incidenti. Per causa delle nuove strade Puint di Grau, finite dal 1935, la ferrade non era più competitiva e dal 1937 cessò gli scorsi, poi dagli anni 50 e fu dismettuta dal DUT. Qua e là la ferrada si leviò tancemò, anche se col tempo la sine è stata giavata via quasi perduta. Al di voi la situazione de ferrade si può riassumere così. Di Sarvignan fino a Tierce, dove che era la ferrade, come alle dut un bosco. Ma di Tierce fin tramai al puertut di Bielvedè, la ferrade è stata trasformata in une piste per bicicletis. Tutte le stazioni sono in brutte condizioni e al puertut di Bielvedè il fabbricato di servizi col tempo alle late sdrumate. Al di voi resta domo il pontil che, anche se più bielle moderni, non si ude di stesso a immaginare come che int e marcianzis di che volte si imbarciava in par Grau. La stazione di Sarvignan è dal DUT funzionante, perché fa parte delle moderne linee ferroviarie Trieste-Vignesie, ma è la stazione di là che partiva la linea per Bielvedè. Provin a seguire tutto intero il percorso di antiche linee ferroviarie Sarvignan-Bielvedè. La stazione di Sarvignan la sine ormai morte e resta bloccata di un respingente di fin corse, ma oltre il respingente il suo antico percorso
Resta evidente anche se è tal miez de erbe alte. Subito dopo, la ferrade si podoma immaginare attraverso dal bosco cresciut per zore. Ogni tanto, però, entri gli chiasis di Servignan, al salte fur qualche toc. Prima di tiers, però, dal miez dai camps, la linea si presenta quasi interie e nos regala la falsa emozione di essere di fronte a una ferrade anche mo in funzione. È su questo punto che la ferrade passava le roie moartesine poco prima de stazione di Tierce. E qui la stazione di Tierce nos mostra tutta la sua desolazione. Il nome de stazione che si vede non è il so. Dopo aver girato la scena di un film, il falso nome non è stato scancellato. Passati il centro abitato di Tierce, la ferrade diventa piste ciclabili. E la piste per bicicletis, fatte giuste per zore de viere ferrade, e scomincia proprio qui. Intanto dal percorso che stin facendo in bici, arriviamo a Aquilee. E provino a percorrere il biel viale che almeno è la sua inomenata stazione. Si fermino a Cialale e tanto che Marchin disgustasse la desolazione di queste storiche stazioni, nos torna a mente il fatto dai 11 soldati senza nome. Muars de grande guerre. Dal 1921, una mari e si elze un soldato tra che 11 muars, come se al fosse Sophie. Che conduce onors al partito il treno proprio di questa stazione per capitale d'Italia. L'han su per Palme e Udin. Poi per Vignesie,
Firenze, traversant miese Italie, destinazione Roma. Là che il soldato senza non al venime tutto tal grandioso monumento di Place Vignesie, facendo diventare altar de patrie italiane. La aquilea archeologiche viodude de biciclette e guadagna in bielecce e nus fa rifletti sulla sua antiche storie, prime celtiche, poi romane. Le cialin passant donge dal foro, donge dal monumento romano, de basiliche patriarcial e il suo gran campanili, il Puart, gli smuris e il cimitieri dagli erois, l'Arc di San Felice. La vista dall'Arc di San Felice nos fa pensare alla muraglia de città che te età di miec e aveva difenduta Aquilee assediata dai barbars. L'Arc di San Felice, dal mies dal verde nature, si luviota anche mos cavalcala natisse. Muraglie che aveva voluto padrenti te citat anche la iglesia di San Felice. E alle proprie di che iglesia che l'Arc ha il nome. La iglesia è fatta su al IV secolo e conservava l'isse reliquiis di San Felice e Fortunat, martirizzati dai romans proprio in quel puesto là che dopo e fu fatta sulla iglesia, poi sdrumate dal Dut alla fine del 1700. Anche la periferia e il suo ambiente contadin all'acquiste cialandolo con la bicicletta, l'ante di lung per piste ciclabili. La località Beligne, l'agriturismo ai Doi Leons, Chiasis contadinis, anche abbandonadis, fin arriva a Belvedere, località di Aquilee, 89 abitanti, fatte sugli smotis di Savalon dall'antichissimo litoral marin, testimonianzis direttis che il mare Adriatic un tempo arrivava fin lì. Belvedere è anche il puesto dove che San Marco, vignuto di Alessandria di Git, al sbarciaculi per evangelizzare gli abitanti di Aquilee. Racconta e dice che l'evangelista ha sbarciato in questo puesto e che dopo su questi smotis di Savalon in suo onore è stata fatta su un'iglesia. La iglesia di San Marco. Anche la stazione di Belvedere, come già detto prima, è in un stato pietoso. La pista ciclabile, ex ferrovie, nos porta giusto sul portuto dove che il treno, plen di int, si fermava dal Dut. I turisti di quel treno di fatto, di solito, arrivavano in desplui lontani città dall'imperio Asburgit, proprio per gioldi il sorelli de isole di Grau. Di chi la biele e comode piste ciclabili e continua fino a Grau, ma no altris si fermin lì, proprio dove che si fermava il treno. Si cialin a Tor, e la vista de marine nus soddisfe e nus paie dal plasevol sforzo che ho vin fatto al seguì la olme de strade ferrade che voi non è plui.
ha bastat poc temp perché la ferrada Servignan Belvedere nassés e cessàs di esisti, diventant un fat storic complit. Quanche con la vostra biciclette allora, o passais per queste piste, ricordaisi de piccole storiche ferrade che non è più, ma che il suo ricordo però al continuo a vivi, proprio grazie alle vostre biciclette. Mandi!